candidato per Forza Italia? Certamente noi dobbiamo lavorare per costruire un'alternativa a un governo della città che deve essere parte di una strategia più ampia. Noi lavoriamo anche per fare in modo che ci sia un coordinamento effettivo delle iniziative per l'utilizzo del PNRR. Serve un'unica cabina di regia, una proposta che è stata fatta dal centrodestra della Forza Italia qui a Padova, perché il PNRR rappresenta lo strumento migliore per rendere più competitivi i territori, per far crescere il nostro paese, una realtà imprenditoriale, con una regione come il Veneto dove l'industria e l'agricoltura devono competere e servono infrastrutture sempre più efficienti. L'utilizzo del PNRR serve proprio a raggiungere questo obiettivo. Detto questo, poi serve un'amministrazione a dimensione di cittadino, un'amministrazione che permetta di risolvere i tanti problemi ancora non risolti, in sintonia con il lavoro che stiamo facendo a livello nazionale. Noi perché vogliamo crescere come Forza Italia? Siamo una forza seria, credibile, affidabile, e abbiamo combattuto e vinto una battaglia per difendere la casa degli italiani. Con la riforma del catasto non ci sarà un centesimo di aumento di pressione fiscale per le case degli italiani, quindi questo lo consideriamo un elemento fondante, anzi permetterà poi ai comuni di avere più soldi grazie all'emersione del sommerso per ridurre l'IVA. Questa è una delle iniziative sulle quali noi contiamo, sulle quali noi puntiamo. Poi una coalizione di centrodestra che deve essere unita, coesa, per governare questa città e prepararci poi alle prossime elezioni politiche, dove il centrodestra deve essere vincente e finalmente in Italia avere un Presidente del Consiglio eletto dai cittadini e non frutto di altri accordi. Ecco, il centrodestra è unito qui a Padova, non è così a Verona invece, dove Forza Italia corre Sostinatosi. spontosi. Il centrodestra è unito in 25 capoluoghi di provincia su 26. Ci sono delle realtà dove si raggiungerà l'unione al secondo turno. Noi siamo convinti che Sguarina poi sosterrà Tosi al ballottaggio contro il candidato di sinistra, e quindi si ricorderanno una coalizione di centrodestra. Il programma di Tosi è un programma di centrodestra alternativo alla sinistra, ma che punta a mettere al centro di ogni iniziativa la persona, punta sulla sicurezza, punta sulla cultura, punta sullo sport, e quindi punta a far crescere di più Verona. È in sintonia con il nostro progetto una scelta di una forza, la nostra, cattolica, liberale, riformista, garantista, europeista, che punta a impedire alla sinistra di raccogliere i consensi al centro. Con Forza Italia si vince, sono convinto che Tosi sarà il prossimo sindaco di Verona.